vi luccicava sopra, non riuscivano a scorgere l'origine del fiotto. Ora non ricordava più tutte le cose che aveva pensato in quel momento, solo che ciascuna era un po' peggio di quella precedente, un po' più perfezionata per cercare di coprire il dolore. Aveva proteso la mano verso l'alto, come un omaggio a Dio, e là, da qualche parte, sotto quella... Un'abitudine che affonda probabilmente le sue radici nella storia e ha a che fare con la complessità dell'italiano scritto. Insomma, con la scusa che abbiamo una bella lingua, ci incasiniamo un po' la vita. Non è così che doveva andare, penserà Dante, ma questa è un'altra storia. Oggi parleremo di arte e artigianato. A proposito, avete notato che arte, artigianato, artista, artigiano condividono lo stesso etimo? Il latino ars, artis, comprendeva ogni abilità materiale o spirituale mirata a progettare. Del 1974 fino a tirare fuori delle cose incredibili, delle statue che avevano delle fattezze umane, tirano fuori queste statue e piano piano le restaurarono